Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura la Corte d'Assise d'Appello di Catania ha assolto Alessandro Pepi e ha condannato il fratello Antonello a 14 anni di reclusione, ritenendolo l'unico responsabile dell'omicidio del produttore agricolo Giuseppe Dezio, ucciso da una coltellata fatale alla gola il 2 febbraio 2016 per una lite di confini e il passaggio interponderale nelle campagne di Vittoria e nel Ragusano. Scontro frontale tra un'auto e un tir che proveniva dalla corsia opposta sulla statale 190 alle porte di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Un commerciante 55enne alla guida della sua Fiat Panda ha perso la vita, mentre l'altro conducente è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. La piccola auto è stata letteralmente schiacciata dal mezzo pesante che a sua volta ha poi terminato la sua corsa contro il guardrail. È finita in manette invece un 36enne che avrebbe tentato di rubare dentro il Teatro Massimo di Palermo e poi avrebbe aggredito i vigilantes. Quando è stato sorpreso aveva già scavalcato la recinzione del monumento e stava portando via addirittura anche un quadro elettrico. Alla vista degli agenti ha reagito con violenza e ha provato inutilmente la fuga, ma è stato bloccato. Arrestato un pusher 23enne catanese che portava con sé dosi di hashish già divise come fossero gelati o biscotti. Per camuffarli agli agenti, il giovane ha tentato maldestramente di giustificarsi dicendo che doveva consegnare dei dolciumi a un amico. È in chiusura il meteo, anche domani continua l'ondata di caldo quasi anomalo in Sicilia, assaggio di un'estate che è già pronta e non tarda ad arrivare, temperature fino a 30 gradi e cieli assolutamente sereni. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.